Oggi le cantine Collalto hanno cambiato veste e sono diventate, insomma, il quartier generale di questa marcia di castelli. Che sensazione le fa vedere questo suo spazio così animato da gente? È una bellezza, c'è poco da fare, c'è poco da dire, è una bellezza perché c'è non solo il pubblico fatto dai partecipanti che hanno partecipato appunto alla Marcia dei Castelli, ma ci sono anche delle bancarelle, ci sono anche dei venditori di prodotti artigianali, di prodotti diciamo del territorio, di prodotti autentici. E allora quello che a me piace molto in tutto questo è l'autenticità di quello che vedo qui oggi, ovvero sia l'entusiasmo delle persone, i prodotti del territorio e la voglia di godersi di tutti questa bellissima giornata. Quali sono gli ingredienti che ogni anno, insomma, la fanno essere costante in questo continuo sostegno alla manifestazione? Beh, innanzitutto mi sento molto responsabile nei confronti del territorio, ma devo dire che ho un'ammirazione molto molto forte per Tony Roccia, che è un organizzatore straordinario e che diciamo in qualche modo, se posso fare qualcosa, rendermi utile, contribuire al successo delle sue iniziative, naturalmente per me è un grande piacere, per cui questo veramente è uno degli ingredienti, la presenza di Tony Roccia, l'entusiasmo delle persone che vi partecipano e che dire, quest'anno anche questo sole che ci ha veramente graziati tutti e baciati di una bellezza straordinaria. Oggi è anche l'8 marzo, quindi la giornata internazionale della donna. Da donna a donna vuole fare un augurio a tutte le lettrici che ti stanno Allora, guardando? il mio augurio è una citazione di Tolstoi che viene da Anna Karenina e che dice che la donna è come una vite attorno alla quale tutto si avvita. E mi sembra una bellissima citazione perché vuol dire che veramente la donna ha un ruolo fondamentale a partire dalla famiglia, ben inteso, ma nella società. E devo dire che lo vediamo anche qui, anche oggi, non solo naturalmente la partecipazione femminile molto forte, ma anche tra tutti i volontari, le donne che sono estremamente attive, che conosco in parte, ma che ho visto ai punti di ristoro, che ho visto un po' dovunque. Per cui viva le donne, tantissimi auguri a tutte le donne, oggi ma tutti i giorni della vita, veramente.